è semplice parlare della musica di questo film perché quando si fa una colonna sonora ovviamente bisogna rapportarsi alla storia, a quello che viene narrato, trovare il modo di essere parte di questa narrazione e mai come questa volta rischiare una parola di troppo vorrebbe dire rovinare la visione, fare uno spoiler troppo grave. L'unica cosa che posso dire è che per fare questa colonna sonora ci si è dovuti confrontare con l'idea dello spazio. Lo spazio inteso come proprio lo spazio geometrico, non lo spazio di Stanley Kubrick in 2001. È molto interessante magari cercare con la musica di dilatare lo spazio di una narrazione che avviene in una stanza, in una casa di comunque relativamente pochi metri quadri. Più di questo non posso dire. Se volete, insomma, buona visione.